Telespettatori e telespettatrici di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri notiziari, una prima edizione che ancora una volta è segnata dall'incubo del maltempo. Vediamo intanto subito quello che è il tema del nostro sondaggio di oggi. Come ogni lunedì, allagamenti, frane, smottamenti, l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto nei giorni scorsi ha lasciato ferite profonde e nelle prossime ore c'è una nuova allerta meteo tra bombe d'acqua, cambiamenti climatici e bacini di laminazione. Resta il tema delle manutenzioni ordinarie della cementificazione del territorio. Il dibattito è aperto, per questo noi con il sondaggio di oggi vi chiediamo: Veneto sott'acqua per scarsa manutenzione e cemento? Questa appunto è la domanda alla quale vi chiediamo di esprimere la vostra opinione con le consuete modalità. Potete fare una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Se per voi la risposta è sì, il numero è lo 0422 162 6691. Se per voi la risposta è no, il numero è quello sulla barra di colore rosso, 0422 162 6690. Come sempre poi il risultato del nostro sondaggio verrà reso noto nel corso dell'approfondimento di prima serata, Ring in onda a partire dalle 21. E purtroppo sul fronte del maltempo le notizie che ci arrivano in queste ore sono a dir poco allarmanti. È di pochi minuti fa l'annuncio del presidente della regione del Veneto Luca Zaia: in Veneto sarà allerta rossa nelle prossime 24 ore. Lo annuncia appunto il governatore in merito alle preoccupazioni per la nuova ondata di maltempo. Già in serata, prosegue Zaia, avremo delle precipitazioni, potrebbero non essere problematiche se non avessimo avuto tanta acqua nelle giornate passate, e quindi il terreno oggi non è in grado di assorbire quell'acqua che altrimenti si assorbirebbe normalmente. Il bollettino che la regione si appresta ad emettere quindi sarà sicuramente di massima allerta, e quindi anche le zone già colpite ovviamente nei giorni scorsi avranno questa piovosità. Ci sono precipitazioni previste da 100 mm, prosegue il presidente, il che vuol dire 10 cm d'acqua al metro quadrato, quindi precipitazioni insomma importanti che in una situazione come quella che abbiamo, dove il terreno fatica a assorbire l'acqua, potrebbero avere delle conseguenze purtroppo ancora gravi. I danni sono ingenti, conclude il governatore. Ancora non abbiamo un dato, ma sicuramente sono appunto danni molto importanti. Allora noi tra poco dovremo collegarci con il nostro Alessio Conforti, che è tornato a Castelfranco, dove appunto si sono verificate nei giorni scorsi alcune delle situazioni più critiche, situazioni critiche che hanno coinvolto soprattutto l'area della Castellana, dell'Asolano e del Campo Sampierese. Allora tra pochissimo dovremo avere Alessio Conforti. Intanto vediamo il servizio che è stato realizzato dal nostro Lucio Zanato ad Asolo, dove monta la rabbia tra i cittadini di alcune frazioni che stanno comunque ancora continuando il tempo dei giorni scorsi. Vediamo. Notaio ha detto che in 3 giorni non si arriva nessuno. Non è arrivato nessuno, né protezione civile, né vigili del fuoco, nessuno. Ma dove c'è che sta lui? Qua. E si era già interrogato? No, e dopo ci ha lamentato perché abbiamo portato fuori la roba e dovevamo metterla anche in ordine. E secondo te cosa dobbiamo fare con 3 metri di acqua sotto casa? La verità è che comunque ci siamo sentiti un po' soli, perché non abbiamo avuto molte persone, diciamo, istituzionali che dovevano venire, che sono venute. Dopo la paura, dopo lo sconforto, ora monta la rabbia tra i cittadini di Asolo. Rabbia per i mancati aiuti, ma soprattutto per quanto perso nell'alluvione, come tra i condomini di Via della Sega. Questa mi sembra l'ha pagato su 25.000 euro. 25.000 euro? Sì. E non si può recuperare? No. Per recuperare devi aprire il motore, togliere l'acqua che c'è dentro, togliere l'acqua sulle centraline che non ti conviene. Dalle camere di caldaia. Più canna fumaria, più impianto,
da 6 mesi fregati 10.000 euro, volati. Ora, oltre alla perdita economica, c'è anche il problema di tornare alla normalità. Frigo, guarda che te lo faccio vedere, è pieno di carne. Il congelatore non è frigo, guardalo. Tutto pieno di carne, con l'acqua dentro. L'abbiamo tirato ieri un po', ma chi mangia la carne con acqua dentro che galleggiavano i pannolini e tutta la roba dentro? Speriamo che recuperino qualcosa, almeno la caldaia che riesco a recuperare subito per avere l'acqua calda per lavare i bambini. Non è che il riscaldamento, ok, ho capito che adesso non serve perché è caldo fuori, però i mesi passano, abbiamo bisogno della roba che andiamo più veloci a farlo, riparare tutto, perché sennò... Oltre una cinquantina stimano dal comune le automobili destinate alla demolizione. La macchina fuori, non ti dico che non parte, però fa fatica. L'alternatore è andato via, per cui la macchina... Il mancato arrivo dei soccorsi, per tutti c'è la consapevolezza che un'alluvione così non si poteva contenere. Voi avevate cercato in qualche maniera? Sì, abbiamo messo i sacchi, ci aveva dato il comune e anche altri sacchi che avevamo comprato noi, però alla fine anche con altri abbiamo messo mattoni, abbiamo messo piastrelle di tutto, però non è servito a niente. A un'altezza di 70 centimetri basta l'acqua, abbiamo dovuto lasciare tutto perché è venuto giù tutto, ha divelto i portoni e ha portato dentro tutto. Ed ora andiamo a Castelfranco, dove abbiamo in collegamento il nostro Alessio Conforti con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Alessio. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo, come hai detto, a Castelfranco Veneto. Siamo all'interno dell'hotel Al Moretto con la titolare Luciana Rigato e con il prezioso collaboratore Nicolò Gazzola. Pochi secondi fa siamo stati negli scantinati di questa struttura ricettiva che è stata pesantemente danneggiata. Lo abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi dall'ultima ondata di maltempo. E ora, grazie anche alla preziosa collaborazione di Nicoletta, vi facciamo vedere questa zona esterna dell'hotel, dove chiaramente le maestranze hanno depositato gran parte di materiale che purtroppo è stato danneggiato dalla recente ondata di maltempo. Solo una parte, dice giustamente la titolare Luciana Rigato, che è qui in mia compagnia e che gestisce proprio da decenni questa struttura. Si può dire che c'è nata. Luciana, qual è anche la sensazione ormai a diverse ore dall'ultimo passaggio, ma lo abbiamo visto anche in scantinati, davvero siete al lavoro ormai da giorni. Io vorrei dire due cose. Primo, non desidero entrare in merito a tutti quelli che hanno detto la verità e quindi hanno protestato e sono d'accordo. Però io voglio dire un'altra cosa, vorrei ringraziare i vigili del fuoco di Treviso. Vorrei ringraziare la Protezione Civile di Treviso, sono stati bravissimi. Vorrei ringraziare i nostri muratori che sono venuti a mezzanotte della sera e sono andati a prendere un po' di sabbia, un po' di sacchi per poter arginare. Stradiotto, che è quello dei pozzi. E poi dobbiamo ringraziare soprattutto la squadra del rugby di Castelfranco Veneto. Allora, c'è stata tanta solidarietà anche da parte di gente arrivata appositamente. I ragazzi del rugby di Castelfranco, perché ero disperata e quindi ho chiamato chi conoscevo, 4 ragazzi meravigliosi. Ecco, quindi avevo dei dubbi sui giovani di oggi, ma ci sono i ragazzi bravi, meravigliosi, ci sono, soltanto che nessuno ne parla e questo mi fa molto male. Senta signora, quant'è approssimativamente la conta dei danni? Perché ci siamo resi conto anche dallo scantinato e si può vedere insomma anche da quello che c'è fuori, è ancora difficile stabilirlo. Non lo sappiamo, prima di tutto dobbiamo portare fuori tutto, anche perché il sindaco stamattina è venuto qua e mi ha detto preparatevi perché non sappiamo cosa succederà nel giro di un giorno, 2 giorni. Non solo, vorrei finire quel discorso di prima. Prego. E anche tutti i volontari, ragazzi meravigliosi. Ma ragazzi, ci sono i bravi ragazzi e di questo ne sono felice, perché pensavo che ci fossero soltanto quelli dei panettoni, tutti che altri cretini che viene fuori.
Signor Valeri, venga qua. No, io volevo anche dire un'altra cosa. Quindi obiettivamente ancora non c'è un'ipotesi su quando magari potrete riaprire? No, siamo aperti. Siamo aperti, noi lavoriamo di là, perché la sera e il giorno dopo abbiamo ripristinato tutto quello che poteva essere in ordine per gli ospiti. Ieri ci è arrivato un gruppo di americani e noi eravamo a posto. L'albergo funziona e funziona bene, ci è andati da fare giorno e notte a pulire, a sistemare, eccetera, eccetera. Scusi un attimo solo, vorrei riprendere. Signor Valeri, venga qua. Venga qua. Un'ultima bottega, perché poi dobbiamo restituire la linea. C'è un'allerta meteo anche per le prossime ore. Ecco, qual è la sensazione in questo senso? La sensazione, ora, cosa famo? Tiriamo fuori la roba che tiriamo quello là, però ci dobbiamo preparare. Come possiamo? Ho visto dei sacchi infatti già fuori. Quindi gli uomini che verranno oggi andranno a prendere la protezione civile altri sacchi, ci organizziamo, cerchiamo di far entrare gli ospiti da qua dietro, se ci lasceranno passare, e dobbiamo arginare davanti. Quindi siete già operativi? Siamo già operativi, no? Oggi pomeriggio, però ecco, scusi, lo so che voi avete fretta e avete ragione perché avete tanto. No, ma ci mancherebbe. Ecco, però ragazzi meravigliosi, ci sono dei ragazzi giovani e non lo sapevo, non lo credevo e avevo paura, meravigliosi, grazie a tutti loro. Grazie invece a lei, alla titolare Luciana Rigatto, per ovviamente averci raccontato questa testimonianza, e anche a Nicolò Gazzola, grazie ovviamente per essere stati con noi. Marta, io continuo con un collegamento, termino il collegamento con il lancio di un servizio e poi ti restituisco la linea, perché un nubifragio, quello di giovedì, che sembrano aver avuto precedenti in epoche recenti, come ha sottolineato il Consorzio di Bonifica Piave, che con la cartografia della Brentella detiene la memoria grafica dei nostri territori. Allora, questo servizio, Marta, e poi ti restituisco la linea. Intanto da Castelfranco è tutto. La letteratura, la storia, i documenti dicono che eventi di questa portata e di questa dimensione capitano una volta ogni 200-300 anni. Un evento eccezionale quindi, quello accaduto tra l'Asolano e la Castellana giovedì sera. Numeri impressionanti secondo i rilievi del Consorzio di Bonifica Piave, gestore della storica Brentella ma anche della Venale, che scorre in centro a Castelfranco. L'elemento principale è che in 3 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia su un'area molto ristretta, nel bacino della Venale. Per fortuna c'erano le casse di espansione che loro hanno raccolto circa 800.000 metri cubi d'acqua, però il problema è che ne sono caduti quasi 5 milioni di metri cubi in quel bacino. Perciò, per quanto tu abbia aperto, per quanto tu abbia fatto, era impossibile riuscire a mettere in sicurezza il territorio in questo caso, in questa circostanza. Da tenere presente che in un determinato momento addirittura abbiamo completamente ostruito il corso d'acqua del Brenton, deviandolo totalmente nella cassa di espansione di Riese, proprio perché la Venale era risalito nel giro di 20 minuti a un livello tale che ha provocato appunto l'esondazione. Tanta acqua quindi, che però non ha trovato il consueto sfogo a valle. Questo momento difficile è partito questa volta non da nord ma da sud, perciò è salito man mano, e questo ha fatto sì che il terreno è stato veramente ricoperto d'acqua fin dall'inizio, ancora prima di arrivare nella zona dove funzionavano le casse di espansione. Il territorio era già pieno d'acqua. Questo ha fatto sì che poi l'acqua, continuando nella notte, finiva automaticamente non più nei canali ma finiva per strada. Situazione che secondo Gerolimetto con le attuali condizioni potrebbe ripetersi, e per questo manda un chiaro messaggio a tutti i cittadini. Dobbiamo riuscire a proteggere le abitazioni, vuol dire creare delle protezioni attorno al perimetro delle abitazioni in modo tale che l'acqua non entri in casa ma resti in strada. Questo è fondamentale, sembrano cose banali ma sono essenziali. Sulle strade per andare più piano mettono i dossi, vuol dire che per entrare in casa dovremmo passare per un dosso, cioè alzare una sorta di recinzione che consenta di non far sì che l'acqua entri, perché le rampe dei scivoli purtroppo portano l'acqua in cantina, portano l'acqua dove non deve andare. E dalla Castellana ora torniamo a Campo San Piero, l'altra area tra le più colpite della nostra regione dall'ultima ondata di maltempo. Ci colleghiamo quindi con Francesco Ratai, che vedo appunto in collegamento proprio sul ponte di Campo San Piero. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori e alle telespettatrici. Sì, lo dicevi tu, dicevi bene, siamo proprio sopra il Muson dei Sassi, siamo dove il Muson dei Sassi ha rotto. I lavori sono quasi completati, adesso la falla è stata sigillata, quel cumulo di terra è stato appena posato per piallare ulteriormente l'argine. È una corsa contro il tempo perché lo vedete, il cielo è pieno di nubi. La paura è che è quasi una certezza, stasera in serata arriverà ulteriore maltempo. Sono previste precipitazioni, il presidente della regione Zaia ha chiamato l'allerta rossa. Le precipitazioni saranno di circa 100 millimetri di pioggia, lo vedete nei campi, la terra è bagnata e fa fatica ad assorbire l'acqua che cadrà, quindi molta attenzione per quelle che sono le previsioni per la serata di oggi e di domani. Qui dicevamo appunto l'argine è stato ripristinato. Venendo lungo via Guizze Basse abbiamo visto molti rifiuti lungo la strada, rifiuti, sacchi neri, lavatrici, scarti industriali che vengono raccolti dalla società della nettezza urbana ed sono tutte cose che i cittadini hanno buttato via a causa del maltempo, a causa di quest'acqua che è arrivata impetuosa nelle case. Sono più di 20 le abitazioni coinvolte da questa rottura. Grandi danni sono stati comunque per l'agricoltura. La CIA ha fatto una prima stima dicendo che circa il 15% del territorio veneto è stato colpito da questo alluvione. È un periodo di semina e i campi, per almeno il 30% dei campi seminati, sono andati sott'acqua. Quindi bisognerà ripetere la semina, bisognerà arare di nuovo e seminare nuovamente il mais, la soia, il grano. L'associazione di categoria degli agricoltori parla di 50 milioni di danni, ancora però nessuno riesce a stimare con precisione quelli che sono stati i danni. C'è una soluzione per questo? Forse i bacini di laminazione e i bacini di contenimento, perché avvisano i rappresentanti degli agricoltori. Il rischio è che adesso a maggio arrivi molta acqua e da qui alla fine dell'estate non ne arrivi proprio, creando siccità, perché solo il 5% dell'acqua che è passata in questo periodo viene trattenuta per i periodi successivi, quindi tutta quest'acqua, oltre a creare i danni, non può essere utilizzata in futuro per irrigare i campi. Ecco, sempre per quanto riguarda il tema dell'agricoltura, sentiamo un punto su quello che è stato il maltempo nella Bassa Padovana e dopodiché ti restituisco la linea. Questo è il video di stamattina del lunedì. Questo qua dovrebbe essere mais qua sotto, perché ancora non trove acqua. Sono più di 48 ore che non piove, ma la situazione, come potete vedere, è solo che peggiorata e l'acqua si è alzata. La stessa cosa è successa nelle valli di Mediadino, di Urbana, di Casale, di Montagnana, di Piacenza. Qui siamo a Borgo Veneto e, come si può constatare, ormai, ahimè, decine di ettari con coltivazioni, bietole, ma di là meloni, zucchine, zucche, per Montagnana, cipolle, patate, ormai sono compromessi. Questo perché? Perché l'acqua non è defluita, con il fermo pompe causato dall'innalzamento del Fratta ha portato a questa situazione. Nonostante la pioggia non cada da giovedì sera, la Bassa Padovana ancora non ha smaltito tutta l'acqua caduta. L'agricoltura nella zona di Montagnana e Borgo Veneto è in ginocchio, con i campi ancora sommersi, come raccontano i video girati dagli imprenditori del territorio. La stima dei danni è grave, ma ancora parziale, perché il deflusso dell'acqua è difficile, dato che il Fratta non riesce a ricevere l'acqua aspirata dalle idrovore.
Il fermopompe ci stava, perché naturalmente non si va a rischiare a creare altri problemi ai cittadini, alle cittadinanze, al territorio, però una considerazione va fatta: quelle bacini importantissimi che abbiamo visto a Vicenza salvare letteralmente una città possono riuscire a contenere, se non tutta, una parte anche di quest'acqua che cade anche in questi territori. Nel territorio dovremmo realizzare 2 bacini, c'è il bacino Anconetta e il bacino Megliadino San Vitale, Valli Mocenighe, uno molto più grande, l'altro un po' più piccolo, partiti sempre nella progettazione del 2010. Sono 6 funzionanti, ma ce ne mancano altrettanti. Speriamo che si faccia presto nei lavori, nel mettere anche quelle risorse che mancano, così non può. Allagamenti dunque in pianura frane, smottamenti sulla Pedemontana. Ieri un masso è precipitato sulla provinciale 422 del Cansiglio a Fregona. Sul posto sono intervenuti gli uomini del nucleo carabinieri forestali di Vittorio Veneto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma insomma nelle aree di montagna e sulla Pedemontana c'è anche questa emergenza. Dal Trevigiano andiamo nel Vicentino, in particolare nell'area di Chiampo, particolarmente ferita dal maltempo con 9 frane. Luisa Bertini e Simone Squarcina, insieme al sindaco di Chiampo Filippo Negro, questa mattina in sopralluogo tra le colline sbriciolate, dove ovviamente incombe l'incubo delle nuove piogge che arriveranno nelle prossime ore. Vediamo. Territorio di Chiampo devastato da quest'ultima ondata di maltempo con ben 9 frane. Io sono in compagnia del sindaco Filippo Negro. Questa è una delle frane, come vi state muovendo adesso? Sì, questa è una delle ultime strade che erano rimaste bloccate dopo l'evento di mercoledì notte. Sfortunatamente su questa strada insisteva sia una frana che ha bloccato appunto il passaggio all'unico residente di questa contrada, una delle più antiche di Chiampo, e in fondo a questa via invece si sono incontrate 2 rogge che hanno causato un grandissimo allagamento. I nostri operai sono al lavoro appunto da giovedì per poter ripristinare il passaggio in questa strada, che è stata riaperta venerdì. Stiamo monitorando tutte le varie frane, sono circa una decina ormai, riceviamo costantemente numerose segnalazioni dai nostri cittadini, stiamo monitorando il territorio e siamo consapevoli appunto della fragilità che il nostro territorio ha dopo questo evento atmosferico. Ecco, perché è inzuppato d'acqua e perché la fragilità fa sì che insomma ci sia la possibilità di nuove frane, vista l'ondata di maltempo prevista per domani. Sì, preoccupano tanto anche i corsi d'acqua secondari, tutte le nostre valli, poiché con la piena del fiume Chiampo ulteriore acqua e gran parte delle valli del nostro territorio sono tracimate, e quindi la forte preoccupazione è anche sulle nostre valli, e stiamo cercando appunto di ripristinare per atmosferico. Allerta e in monitoraggio ringrazio il sindaco. Ecco, grazie allora a Luisa Bertini. Noi chiudiamo quest'ampia pagina dedicata all'allerta meteo passata e futura, ma torneremo a parlare più avanti nel corso del nostro telegiornale dei danni, soprattutto al settore agricolo, che sono stati provocati dalle piogge già cadute. Cambiamo l'argomento, andiamo a Venezia per tornare a parlare di borseggiatori. Ci racconta tutto quello che sta accadendo in questi ultimi giorni Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3, buongiorno a te naturalmente Marta. Allora, se c'è l'allerta maltempo in Veneto, l'allerta borseggiatori a Venezia non è mai passata. Nelle ultime giornate solamente qui in stazione alle mie spalle, noi siamo proprio sul piazzale antistante la stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia, sono state avvistate almeno una decina di borseggiatrici, tutte in azione. Io sono in compagnia di Monica Poli, dei cittadini non distratti, e poi di un altro comitato che arriva addirittura da Barcellona. Adesso
Adesso parleremo con loro e vi spiegheremo anche per quale andati via, però adesso sono tornati proprio in forza. Sì, sono tornati in massa, soprattutto le donne. Abbiamo intercettato ieri la regina delle borseggiatrici Adriana e vuol dire che proprio c'è un ritorno di loro sia alla stazione che in tutto il centro storico. Ci sono state delle aggressioni nei vostri confronti in questi giorni? Sì, negli ultimi 2 giorni abbiamo subito delle aggressioni, sia dalla parte delle donne e sia dalla parte degli uomini. Sono sempre peggio, più aggressivi, dici? Sì, sono più aggressivi e non vogliono avere campo libero. Non gliene frega niente, sanno che sono impuniti questo è vergognoso. Allora qualcuno potrebbe pensare che i borseggiatori siano dei piccoli criminali che vivono la giornata campando di espedienti, si alzano la mattina e vedono un po' che cosa possono combinare. In realtà non è così, si tratta di una organizzazione criminale ramificata in tutta Europa ed è per questo che ci sono qui questi amici di Barcellona che fanno parte di un comitato che si chiama Patrulla Ciudadana, che sarebbe la pattuglia cittadina di Barcellona. Gli stessi borseggiatori che agiscono qui a Venezia sono a Barcellona e poi si spostano. Sí, efectivamente, son unas bandas criminales que se mueven por toda Europa y lo peor es que se sienten amparados por la legislación, por las leyes de todos los países de Europa. Falta que los políticos se pongan a legislar mejor y que hagan leyes más duras contra estas mafias, porque son mafias. Allora, naturalmente la legislazione, e questo è un problema che abbiamo in Italia, ma ce l'abbiamo anche in Spagna e in altri posti d'Europa, è ancora troppo leggera. Ci dice Iana Guillermo, che è un po' la Monica Poli di Barcellona. Lei qui è stata aggredita. Venas rotas, agredida, patadas por todos lados, tengo moretones y es increíble el nivel de violencia que emplean ellas porque se sienten amparadas por la legislación. Todas están embarazadas y eso les da inmunidad para robar y para agredir. Allora dice che è incredibile l'impunità che si respira almeno qua in Italia e l'aggressività naturalmente, oltre al fatto che essendo incinta è garantita, diciamo, l'impunità da questo punto di vista. Ma Venezia è come Barcellona o peggio? Bueno, Venecia está muy peor, muchísimo peor. En Barcelona llevamos 5 años con Patrulla Ciudadana y hemos puesto bastante orden. Y nos estamos sentando ya con partidos políticos a hablar del tema y se está haciendo cambios en la legislación para 2 o 3 años, creo que tendremos un nuevo cambio. Sí. Tuvimos uno en el 2022 y falta que se haga que aquí está fatal. Allora dunque qua è molto peggio che a Barcellona, vediamo questa bella notizia perché e poi tra l'altro a Barcellona ci si sta muovendo adesso. Monica Poli, siamo un po' fermi. Qui in Italia era in discussione, però a questo punto, visto che l'abbiamo chiesto molte volte, visto che il ministro Nordio ha ereditato la riforma Cartabia, chiediamo un'urgenza di un cambiamento. Che si ripristini la procedibilità d'ufficio, che si dia manforte alle forze dell'ordine. È vergognoso quello che sta succedendo in Italia. Non c'è, cittadini, turisti non sono tutelati. È veramente indecente. Ecco, soprattutto ci vorrebbe un cambio di passo anche nella maniera in cui bisogna pensare a questo genere di criminalità che, come detto, non è più microcriminalità ma è un'associazione criminale o delle varie associazioni criminali ben ramificate, naturalmente con dei fatturati molto importanti. Io direi che per ora da Venezia è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Filippo, buon lavoro a te e ai colleghi della redazione di Venezia. Noi proseguiamo con la cronaca per tornare purtroppo a parlare di incidenti stradali che nelle ultime ore hanno interessato le strade della nostra regione. È pesante il bilancio di un incidente che si è verificato nella notte a Pruaro in uno schianto tra una BMW, un Opel Corsa e un Audi. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, tutti finiti fuori strada e in un campo agricolo. Gli operatori, utilizzando cesoie, martinetti idraulici e divaricatori, sono riusciti ad estrarre dalle lamiere 3 persone che erano rimaste incastrate negli abitacoli. Gli altri sono stati estratti con minore fatica, ma tutti comunque hanno riportato serie lesioni, sono stati stabilizzati dai sanitari
volontari intervenuti con più ambulanze e anche con l'elicottero e trasferiti in diversi ospedali. 2 persone in gravi condizioni. Tra i feriti sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge e per regolare il traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate questa notte intorno alle 3 e purtroppo torniamo a parlare dell'altra gravissima tragedia che si è verificata sabato sera lungo la Romea a Codevigo, nella quale hanno perso la vita 2 coniugi di Spinea. Una gita al mare a Chioggia. Mazzucato, 68 anni, e la moglie Morena Boscolo, 66, sono morti in serata vittime di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Romea a Codevigo in provincia di Padova. La 2 ruote, forse in fase di sorpasso, si è scontrata frontalmente contro un monovolume di turisti stranieri che viaggiavano in direzione opposta. Uno schianto violentito, nulla da fare per i 2 coniugi. Feriti in maniera lieve gli occupanti della vettura che stavano andando in villeggiatura. Marito e moglie erano in pensione. Mario Mazzucato era stato un delegato storico della COP per il sindacato Filcams CGIL del commercio e servizi. Dolore e cordoglio da parte della categoria che, quando ha saputo della doppia tragedia dei coniugi, ha espresso vicinanza alla famiglia. La polizia stradale sul posto per ricostruire la dinamica della tragedia. E ieri nel tardo pomeriggio c'è stata anche un'altra tragedia in montagna. Siamo a Pedavena, dove un parapendio è precipitato dopo essere decollato da Malga Campet sul monte Avena. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è volato in direzione del luogo indicato dalle coordinate, ha sbarcato l'equipe medica per prestare soccorso al pilota, un 55enne di Bologna, che era ancora vivo quando appunto sono arrivati i soccorritori. Purtroppo, nonostante l'intervento, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e nelle ultime ore c'è stata anche paura per altri escursionisti, 2 che sono ruzzolati in un canalone lungo il sentiero 104 a Pieve del Grappa. Scivolano in un ripido canalone tra balzi di roccia mentre stavano percorrendo il sentiero 104 del Colombera a Pieve del Grappa e riescono ad aggrapparsi a una pianta sul versante scosceso. Il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla centrale del SUEM di Treviso a seguito della chiamata di 2 escursionisti, padre e figlia di 75 e 45 anni, di Lusia in provincia di Rovigo. Quando si erano allontanati dalla trappola, l'equipe medica, per caricare un verricello di 50 metri, ha raggiunto incrodata dalla parte opposta. I 2 sono stati fatti scendere più in basso in un punto agevole per il recupero, avvenuto sempre con il verricello. Accompagnati nelle vicinanze del santuario, l'uomo, che nel frattempo aveva accusato un malore, è stato trasferito in ambulanza e trasportato all'ospedale di Castelfranco. Ed ora ci spostiamo in provincia di Rovigo per tornare a parlare di Fleximan. Continuano le indagini dopo la denuncia del presunto danneggiatore degli autovelox del Polesine. Sentiamo. È collaborativo ma non ha fatto alcuna ammissione Giorgia Furlanetto, avvocato di Enrico Mantoan, il 41enne originario del Padovano, sospettato di essere il Fleximan del Polesine, descrive così il suo assistito e smentisce qualsiasi confessione dell'uomo indagato dalla procura di Rovigo, che gli contesta episodi di danneggiamento ai velox avvenuti nel Polesine tra il maggio del 2023 e il gennaio del 2024. L'avvocato Furlanetto smentisce anche che nell'alloggio del 41enne siano stati sequestrati arnesi. Al momento solo 2 tablet e il cellulare sono stati prelevati dai carabinieri durante le perquisizioni del monolocale dove Mantoan viveva ad Ariano Polesine. Enrico è sereno e ringrazia tutti coloro che gli stanno dimostrando grande solidarietà e sostegno, continua il legale in un comunicato stampa. Nel sito internet del gruppo Pro Italia, infatti, è scattata una raccolta fondi non ufficiale per sostenere le spese legali per il presunto Fleximan. Il 41enne è un militante di Forza Nuova e l'avvocato Furlanetto parla di campagna diffamatoria causata dal suo orientamento politico. A dicastrare Mantoan, in base al materiale acquisito dalla procura, ci sarebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza che l'avrebbero ripreso in modo piuttosto evidente a Rosolina ad inizio gennaio nell'ultimo danneggiamento.
Ancora cronaca con un'operazione antidroga della polizia. Nel fine settimana è arrestato un pusher di appena 14 anni ed un 39enne tunisino che spacciava sul sagrato di una chiesa. Nemmeno il dovuto rispetto per una celebrazione funebre, afferma uno spacciatore che dava appuntamento ai suoi clienti a ridosso del sagrato della chiesa di San Giovanni Battista a Padova, in via Pontevico d'Arzere. I poliziotti della questura patavina, infatti, hanno notato un 39enne tunisino irregolare sul territorio avvicinarsi ad una persona e con lui effettuare un veloce scambio. Gli agenti hanno aspettato che i due si allontanassero dalla chiesa e li hanno fermati accertando che lo scambio era una compravendita di cocaina. Lo straniero è stato quindi fermato e sono state avviate le procedure per l'espulsione. Non solo questo per gli agenti della polizia di Padova. Sono stati fermati infatti altri 4 spacciatori, di cui 2 minorenni, particolarmente 85 dosi di cocaina e un panetto di hashish. Tutto nasce dalla segnalazione dei residenti della zona di Chiesa Nuova che avevano notato persone sospette fra via Caporello e via Matteucci. Dopo un appostamento i poliziotti hanno notato un 50enne avvicinarsi in macchina al minore, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato e trovato con una dose di cocaina appena acquistata. Il minorenne invece è stato seguito e infine controllato quando era arrivato al garage di casa sua. Lì gli agenti, oltre a un bilancino di precisione e a 600 euro in contanti, il ragazzo. Ed emergenza baby gang anche in centro a Treviso. Inseguito dalla baby gang e derubato delle scarpe, i bulli l'hanno lasciato così, scalzo sotto la pioggia battente. È un vero e proprio agguato quello del quale è rimasto vittima un 12enne in centro a Treviso. Rientrava a casa da scuola nel primissimo pomeriggio, è sceso dal bus in piazza Vittoria e si è diretto verso lungo Sile Mattei costeggiando le poste centrali. Qui ha notato 3 ragazzi seguito, ma all'altezza di via Zara se li ha trovati addosso. L'hanno preso per il collo chiedendogli soldi e cellulare. Il 12enne non li aveva. I bulli gli hanno quindi preso le scarpe da ginnastica lasciandolo scalzo. Una signora di passaggio lo ha soccorso, poi una pattuglia dei carabinieri lo ha riaccompagnato a casa. Una vera e propria emergenza, quella delle baby gang in centro, che lascia sgomenti i residenti per frequenza e modalità degli episodi. Ne fanno di cotte e di crude, speriamo in bene, perché noi ricordiamo la Treviso tranquilla di una volta, che non c'è più. E da anzianotti ci rassegneremo a questa situazione perché non cambierà mica un granché. E Maxi Rissa sabato notte in piazza Donè di Fonte. Siamo sempre nel Trevigiano. Un apprezzamento non gradito verso alcune ragazze o uno sguardo di troppo. È bastato questo per far scoppiare una rissa fra almeno una decina di giovani nel cuore di Onè di Fonte. I carabinieri giunti sul posto hanno immediatamente raccolto alcune testimonianze ed hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Per gli investigatori il cerchio si sta stringendo su un gruppo di almeno 4 o 5 giovani ritenuti promotori della rissa che ha scosso il paese. 3 persone sono rimaste ferite, un 29enne della zona che ha riportato la frattura del setto nasale ed un ragazzo ed una ragazza rimasti contusi che hanno rimediato alcuni giorni di prognosi. Avvertito di quanto accaduto il sindaco di Fonte Luigino Ceccato. Guardi, le dico sinceramente che io sono alquanto preoccupato perché non è così che ci si confronta. Poi aggiunge: questi giovani, perché non sono tutti uguali, c'è da precisare, non gliene frega niente di quello che pensano, di quello che pensa la gente, di quello che vedono e pensano gli altri. Ecco, questo voglio dire, in linea generale sono al di sopra e al di fuori della nostra società civile, secondo me. A breve i giovani che hanno scatenato la rissa saranno identificati dai carabinieri, rischiano una denuncia per rissa e lesioni. Ed un'altra rissa è quella che si è verificata all'interno di una corriera sulla linea Treviso-Montebelluna. L'autista è stato costretto a fermare il mezzo ed è stato picchiato pure lui.
Sono saliti a Treviso a bordo di una corriera che doveva arrivare a Montebelluna. All'improvviso all'interno del mezzo è scoppiato il caos, urla, offese ed è esplosa l'ennesima rissa. Una ventina i giovani coinvolti, alcuni dei quali completamente ubriachi. Una lite degenerata per futili motivi. Ad un tratto almeno 5 ragazzi, sembra di origine nordafricana, hanno aggredito gli altri giovani utilizzando cocci di bottiglia che si erano portati all'interno del bus. 2 soggetti sono rimasti feriti, uno contuso, l'altro con ferite da taglio. L'autista della corriera è stato costretto a fermare il mezzo a Musano di Trevignano e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Uno dei giovani coinvolti nella violenta rissa avrebbe aggredito anche l'uomo alla guida, colpendolo con un pugno. Oltre alle ambulanze del SUEM 118 che hanno portato i feriti in ospedale, sul posto sono arrivate alcune macchine dei carabinieri. I protagonisti della rissa sono stati fatti scendere dal mezzo per essere identificati e per consentire ai militari dell'Arma di accertare quanto accaduto. La corriera ha proseguito poi la sua corsa verso il capolinea Montebelluna. Si tratta di una rissa che poteva avere conseguenze ancora più gravi, visto che più facinorosi hanno utilizzato vetri di bottiglia. Una situazione insostenibile, ci dicono, soprattutto perché è accaduto all'interno di una corriera dove l'autista si è trovato in balia di questi violenti. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare dell'ondata di maltempo con un focus sull'agricoltura e sui danni alle campagne. Saluto il nostro ospite, grazie per essere con noi e benvenuto a Filippo Codato, direttore di Condifesa Treviso, Vicenza e Belluno. Buona giornata. A voi. Ecco, allora, dicevamo di maltempo che sta interessando, che ha interessato ed interesserà purtroppo anche nelle prossime ore con nuove precipitazioni la nostra regione. Abbiamo visto in questi giorni queste immagini di intere campagne completamente allagate che sembrano più che campi delle valli da pesca. Che danni provoca tutto questo al sistema agricoltura? E sicuramente i danni sono ingenti, sia diretti alle coltivazioni e ai prodotti, sia indiretti perché non consentono agli agricoltori di effettuare gli interventi che dovrebbero essere fatti in campo in questo periodo, in primis tutta la difesa fitosanitaria che consente di tenere lontane malattie, in particolare fungine, che diventano molto aggressive ovviamente con questo livello di umidità e piovosità. Ecco, e quindi diciamo attualmente c'è una quantificazione che possa in qualche maniera renderci edotti su quello che può essere il danno provocato da questa situazione? Abbiamo sicuramente alcune produzioni, in particolare le varietà più precoci di frutta, parlo principalmente delle ciliegie, che con queste precipitazioni sono arrivate ad avere danni ormai prossimi al 100%, perché questo eccesso di pioggia, questa piovosità persistente, sia direttamente sul frutto e sia poi come disponibilità e anche asfissia a livello radicale, hanno portato alla perdita pressoché totale delle produzioni più precoci, in particolare di ciliegie, se vogliamo anche di albicocche. Poi se andiamo invece sui seminativi, come vediamo ovviamente avere le culture in campo oppure di recente semina come il mais ad esempio, dove il problema dell'asfissia radicale comporta la morte sostanzialmente delle piantine che sono da poco state messe a dimora, la necessità di dover sostanzialmente riseminare quando le condizioni lo consentiranno. Abbiamo poi invece su prodotti più avanzati come il frumento, il grano tenero, il grano duro e l'orzo, dove siamo ormai in prossimità della maturazione, della formazione della spiga, quindi siamo alla fioritura, in una fase molto delicata, e tutta quest'acqua sta creando problemi sia sulla spiga, sul frutto e sia ovviamente sulla pianta stessa. Quindi anche dove non c'è un ristagno ancora in atto, già i danni sono stati molto, molto rilevanti.
Ecco, immagino ovviamente che tutto questo comporti degli esborsi non da poco per quanto riguarda le aziende agricole, laddove ovviamente sia necessario seminare di nuovo, così come accennava lei, per alcune colture, o addirittura insomma rinunciare completamente al raccolto, come nel caso delle ciliegie. Sui prezzi, diciamo, poi al consumo, questo che conseguenze avrà per i consumatori? È ovvio che poi la carenza di prodotto si traduce direttamente in una disponibilità ridotta di prodotto e quindi un aumento drastico delle produzioni, oppure i nostri prodotti locali dovranno essere in qualche modo sostituiti da prodotti derivanti da altre zone, da altri territori meno flagellati da queste problematiche, oppure dovremo intelligentemente aspettare un po' di più e andare sulle varietà magari un po' più tardive di ciliegie e quindi sperando, ecco, che le condizioni dei prossimi giorni tendano ad andare verso una normalizzazione. Indubbiamente tutti questi maggiori costi che gli agricoltori devono subire anche per una difesa fitosanitaria più efficace in parte si riverseranno sui costi al consumo, perché parliamo di un impegno molto molto rilevante che l'agricoltore deve per forza collarsi se vuole provare ad arrivare a una produzione decente, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Quindi è una sfida che poi però per forza si traduce in costi maggiorati. Dove è possibile tra l'altro intervenire, perché se parliamo di superfici che sono ancora sommerse, banalmente anche sui vigneti, dove diciamo la pianta può sopportare qualche giorno di ristagno idrico, però diciamo questo non consente di tenere sana la chioma, conseguentemente tenere sana anche la frutescenza, quindi parliamo del grappolo. Attualmente tutte le principali vitigni del nostro territorio si stanno avvicinando, sono già in fase di fioritura, e quindi qui c'è il rischio che partano delle malattie importanti come la peronospora, come la botrite, che possono compromettere la produzione di un anno, e quindi maggiori costi probabilmente anche per il consumatore, sperando però di poter preservare la quantità e la qualità del prodotto. Ecco, tra l'altro quest'anno insomma è andata in maniera anomala anche prima di queste forti precipitazioni, no? Perché abbiamo avuto prima un caldo esagerato per il periodo verso la fine dell'inverno, poi delle gelate tardive, un freddo che è arrivato tardivamente, quindi che annata si sta prospettando? Allora diciamo che abbiamo registrato nei primi mesi dell'anno un superamento purtroppo ancora una volta di tutti i principali record che avevamo già registrato come temperature medie e come temperature massime, in particolare nel mese di gennaio e nel mese di febbraio. Poi la situazione è andata un po' normalizzandosi anche in termini di precipitazioni, perché eravamo in un contesto anche di siccità, soprattutto di carenza anche del manto nevoso. Questo poi è stato abbondantemente soppiantato da un quadro di forti piogge, precipitazioni o nevose in montagna, e poi, come lei aveva ricordato, abbiamo avuto temperature di colpo che sono passate da sotto la media, sopra la media, per ritornare poi a una gelata. La gelata fortunatamente ha avuto un impatto, diciamo, sicuramente dove ha colpito i danni ci sono, ma se guardiamo in termini di percentuali di superficie, percentuali di produzione sulla nostra regione, è un impatto diciamo che possiamo considerare contenuto e limitato a zone ben distinte, ecco. E quindi lì dei danni ci sono stati. Abbiamo avuto anche già qualche grandinata importante, come ben si sa, insomma, ecco, e qualche problema di vento forte, trombe d'aria o da ombrasta a seconda delle zone, e quindi l'annata è partita sicuramente in salita. Diciamo che oggi il raccolto, non possiamo parlare di un raccolto compromesso, perché abbiamo ancora molti prodotti in campo e in grado di arrivare a un buon fine. Ovviamente questo dipenderà da come andranno i prossimi giorni. Desta particolare preoccupazione
preoccupazione, la perturbazione che arriverà da questa notte a domani. C'è già anche un'allerta meteo diramata appunto per piogge intense e temporali, e quindi purtroppo se questa settimana la situazione fosse tornata dentro all'alveo della normalità, avremmo potuto anche recuperare alcuni danni potenziali intervenendo prontamente in campo. Purtroppo invece queste perturbazioni che stanno arrivando e che perdureranno ancora per qualche giorno dovranno essere affrontate in maniera emergenziale, senz'altro. Ecco, si parlava di normalità e di emergenza, tuttavia insomma ormai penso che la nuova normalità sia proprio questa, no? Gli effetti dei cambiamenti climatici sono ormai evidenti, ogni anno abbiamo purtroppo qualcosa di negativo da raccontarvi, dalle grandinate eccezionali, le ricordiamo appunto tutti, che si sono verificate l'anno scorso, alle piogge straordinarie ora, ancor prima ai 2 anni di siccità incredibile, no? che abbiamo avuto. A fronte quindi di questa situazione che sta diventando la nuova normalità, come ci si deve organizzare per quanto riguarda appunto l'agricoltura? Sicuramente sono fondamentali tutte le opere di mitigazione, di gestione delle acque, sia in eccesso che in carenza, quindi tutti i bacini diventano fondamentali sia per ridurre l'impatto delle precipitazioni eccessive, sia per accumulare acqua quando si presentano momenti di siccità. Quindi questo dalla parte del pubblico si sta già facendo tanto, bisogna continuare a investire tanto. Dalla parte degli agricoltori, dei nostri associati, noi ovviamente cerchiamo di promuovere anche una attivazione, una messa in atto di investimenti anche legati a una maggior resilienza delle culture, quindi una scelta anche di varietà, di cultivar, di porta innesti, di culture, diciamo, che meglio riescono ad affrontare eccessi estremi in temperatura, in precipitazioni sulle nostre campagne e sul contesto climatico, meteoclimatico che si sta delineando purtroppo, e poi anche dove possibile investimenti importanti che si stanno già facendo di impianti di protezione, quindi sistemi di difesa attiva, vuoi reti antigrandine, sui ciliegi si stanno diffondendo anche i teli anti-acqua, anti-pioggia, che consentono di difendere almeno parzialmente da quel fenomeno di spaccatura del frutto che in prossimità della maturazione è molto delicato. E poi dobbiamo assolutamente anche portare avanti le opere di efficientamento anche dei sistemi, degli impianti irrigui che possano quindi essere maggiormente efficienti e quindi utilizzare al meglio le risorse. Quindi senz'altro l'agricoltore è chiamato oggi in maniera più impegnativa che nel passato a mettere in atto quelle che sono le buone pratiche agricole per fare in modo appunto che la cultura possa resistere di più e superare meglio questi momenti di stress. È ovvio che questo non elimina il rischio di subire danni da eventi estremi, perché quando arrivano le trombe d'aria, quando arrivano chicchi di grandine che superano il mezzo chilo, lì insomma c'è poco da fare purtroppo, e l'agricoltura si conferma, diciamo, una nostra primaria attività, ma che rimane esposta in qualche misura ai capricci del tempo, che purtroppo, come lei ben diceva, non sono più eccezionali, ma diventano quasi straordinari. Quindi è importante mettere in atto sistemi di difesa attiva, ed è importante, dove possibile, assicurare il raccolto per una garanzia del reddito. Quindi dove non si può garantire la produzione, almeno l'agricoltore deve tutelare i propri investimenti e il proprio reddito tramite sistemi assicurativi e mutualistici che sono ben noti nei nostri territori.
Grazie, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Filippo Codato, direttore di Condifesa Treviso Vicenza Belluno. Buona giornata e buon lavoro, un saluto ancora. Prima della pubblicità, ora noi abbiamo ancora un paio di servizi di cronaca che vogliamo proporvi. Uno è relativo ad una lite tra vicini di casa, è accaduta a Spresiano ed è finita a coltellate. Sentite un po' cosa è successo. Noi eravamo alla festa delle associazioni quando ci è stato detto dell'accaduto e siamo rimasti tutti quanti sconvolti dalla cosa. Shock a Spresiano dopo l'accoltellamento tra vicini di casa ieri sera all'ora di cena. Un litigio finito nel sangue con un 48enne portato all'ospedale per varie ferite d'arma da taglio alle braccia ed un 59enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Siamo in via Lazzari, su una zona centrale di Spresiano. In questa palazzina gli screzi tra i due condomini erano di lunga data, baruffe continue per il cane, per il parcheggio. Ogni futilità era occasione di discussioni e liti accese tra i due, fino a ieri sera, quando dopo l'ennesimo diverbio il 48enne avrebbe staccato il contatore dell'elettricità del vicino e questi, in un eccesso d'ira, brandendo un coltello con lama di 15 centimetri e gridando "adesso lo ammazzo", prima ha aggredito il 48enne con uno spray urticante al volto, poi l'ha colpito con 3 fendenti. Il vicino si è difeso alzando il braccio per proteggersi e lì l'hanno centrato le coltellate, fortunatamente senza provocare gravissime lesioni, ma poteva davvero finire molto peggio. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito ed i carabinieri che hanno proceduto all'arresto dell'aggressore. Nel condominio oggi nessuno vuol parlare dell'accaduto, ma nei palazzi vicini tutti sono al corrente dei continui litigi tra i due, tanto che i carabinieri erano già intervenuti. Ancora tempo fa, sempre venendo alla sera, ho visto sempre dei litigi, ma non so altro. È successo già qualche paio di mesi fa, però so che litigano spesso qua, però non le so dire più di tanto. Anche il sindaco era a conoscenza delle tensioni. So che c'era una situazione che si trascinava da tempo, ciò non toglie che insomma situazioni del genere ce ne sono dovunque e purtroppo talvolta si trascende in fatti di questo tipo. Io sono amministratore di condominio, per cui ecco, sono situazioni che ho quotidianamente di fronte e sappiamo bene che i tribunali sono intasati da cause tra vicini di casa, per cui assolutamente è una fattispecie particolare, è una fattispecie che numericamente ha delle cifre importanti e fa parte anche della natura umana il litigio con il vicino. È chiaro che poi quando succedono cose del genere non si possono tollerare. Ed ancora cronaca, un danno erariale da oltre 2 milioni di euro lo ha accertato la Guardia di Finanza di Vicenza nei confronti di una società vicentina di raccolta rifiuti. 5 amministratori di una società in-house di recupero e trattamento rifiuti dell'Alto Vicentino dovranno rispondere in giudizio per un danno erariale allo Stato di 2.200.000 euro, un ammanco accertato dai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza. I militari della compagnia di Schio hanno verificato i libri contabili dell'impresa Capitale Pubblico che aveva applicato un aumento autodeterminato della Tari, la tassa comunale di rifiuti, tra il 2011 e il 2021. Un aumento che non aveva mai ricevuto l'approvazione degli organi competenti, una tariffa al cancello insufficiente per coprire i costi industriali e oneri fiscali, una scelta che aveva generato un duplice pregiudizio economico. Da un lato le imprese private avrebbero beneficiato di costi di smaltimento di rifiuti inferiori ai prezzi di mercato, mentre i maggiori costi di funzionamento degli impianti sarebbero stati riversati nell'aumento della Tari per imprese e famiglie residenti nei comuni interessati. Ed ora Lina alla regia, pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo.
Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo ora una pagina dedicata ai bonus edilizi e alle ultime modifiche che sono state approvate al Senato per capire quella che sarà insomma la strada da intraprendere per chi vorrà da ora in avanti affrontare lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Abbiamo qui con noi in studio l'avvocato Andrea Codemo, tributarista. Grazie per essere con noi, avvocato che in questi anni ci ha aiutato più volte insomma ad orientarci in questa legislazione insomma alquanto complicata e alquanto modificata nel corso purtroppo di questi anni, con numerose polemiche e lamentele della quale vi abbiamo ampiamente riferito. Allora è della settimana scorsa il passaggio al Senato del decreto Superbonus, che ora arriverà alla Camera e che insomma sembra segnare una strada verso lo stop, insomma verso ulteriori tagli, non solo per il Superbonus di cui abbiamo già detto, ma anche per tutti gli altri bonus relativi all'edilizia. Sì, assolutamente, questo è effettivamente è un tema caldo, è un tema che ci ha visto molto impegnati in questi anni sotto tutti i profili. La tendenza dell'ultimo governo, ma anche del governo Monti, è stata quella di contenere e limitare sempre più questo strumento, perché è uno strumento, ricordiamoci, che era stato previsto in un momento emergenziale, il momento Covid, stiamo parlando della primavera 2020, e si era voluto intervenire in un settore fondamentale per l'Italia e per l'italiano, quindi la casa è un settore quindi che crea un indotto e ha un indotto estremamente ampio. Quindi l'intervento originariamente era stato volto nel fornire delle risorse a un settore che sia da un punto di vista lavorativo sia da un punto di vista ambientale, per quella che è la cultura degli italiani, è un settore trainante, un settore molto importante. Sono stati posti in essere tutta una serie di correttivi strada facendo per rendere questo strumento, diciamo, più per controllarlo, per diventare un fiume in piena che gradatamente si è cercato di contenere, e gli ultimi interventi normativi sono sempre su questa linea. In particolare il decreto legge a cui faceva riferimento, il decreto legge 39 del 29 marzo 2024, che quindi dovrà essere convertito in legge entro il 28 maggio 2024, quindi fra pochi giorni. Fra una settimana, insomma, siamo ormai... Ha avuto un passaggio in Commissione Finanza del Senato e adesso è stato passato alla Commissione Finanza della Camera, ma diciamo le novità che sono state introdotte, ed è quello a cui lei allude, le novità della scorsa settimana, fondamentalmente sono di tre tipi. In prima battuta è stato introdotto una dilazione, un termine di ammortamento, di deduzione dei crediti da Superbonus per tutti gli interventi dal 1 gennaio 2024 in avanti, per cui c'è una retroattività, ma in realtà è una retroattività di pochi mesi, non riguarda gli interventi fatti e pagati prima del 1 gennaio 2024, ma si prevede che sostanzialmente gli ammortamenti che normalmente in materia di Superbonus erano di 4 o 5 anni sono stati portati a 10 esercizi. Ergo chiunque sta facendo interventi Superbonus, ricordiamo che il Superbonus è ancora operativo nella misura del 70% nel 2024, nella misura del 65% nel 2025 e poi sarà operativo solo in casi assolutamente limitati. Bene, chiunque si accinge a svolgere interventi di questo tipo o ha iniziato interventi di questo tipo a partire da gennaio 2024 non potrà detrarre i relativi crediti in 5 esercizi come era prima, ma in 10 esercizi. Questa è la prima novità, con un'efficacia retroattiva quantomeno dal 1 gennaio 2024. Altra novità impattante, molto rilevante, è la possibilità per gli istituti di credito, diciamo che buona parte dei crediti da Superbonus e da bonus edilizio sono stati assorbiti dal sistema finanziario, in particolare dalle banche. Hanno previsto che la detrazione che le banche possono operare di questi crediti, se non sono stati ceduti, sarà limitata, nel senso non la potranno più utilizzare per compensare contributi previdenziali e assistenziali. È evidente che questo limita un po' della PIL del credito in
incamerato dal sistema finanziario, perché se il sistema finanziario oggi si trova ad aver acquisito dei crediti e a non poterli utilizzare in compensazione in modo ampio come poteva prima, ovviamente è un limite, è un ostacolo alla normale fluidificazione, al normale utilizzo di questi crediti. Terzo e ulteriore elemento molto importante che è passato un po' in sordina, invece secondo me avrà un impatto notevole, riguarda i controlli, cioè è stato previsto che i comuni potranno avere un ruolo operativo nei controlli che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza può operare in materia di bonus edilizi, controlli proprio fisici, portando a casa, quindi ricavando il 50% del gettito che eventualmente l'amministrazione finanziaria andrà a recuperare. Ora è importante questa norma perché? Perché i controlli che l'amministrazione finanziaria normalmente fa sono a tavolino, sono documentali e spesso non con una competenza tecnica da un punto di vista urbanistico e amministrativo così profonda e approfondita come viceversa possono averla gli enti locali. Il fatto è questa, diciamo, collaborazione tra enti locali e amministrazione finanziaria c'è già stata in passato. Sì, per altre voci, no? Esempio, di altri sostegni al reddito, certo, eccetera. Anche per esempio anche per l'individuazione dei soggetti iscritti a AIRE, quindi per tutte delle situazioni che ovviamente gli enti locali hanno, diciamo, sotto controllo in modo quotidiano, in modo più diretto. Quindi il fatto di coinvolgere direttamente gli enti locali e quindi i comuni in questa attività accertativa, sapendo che questi enti poi potranno ricavare una quota di quello che sarà l'eventuale ricavato, a mio modo di vedere potrà dare una spinta importante a quelli che saranno i controlli e anche la tipologia di controlli che molto spesso sono a carattere documentale. È evidente che oggi con l'intervento degli enti locali potranno essere più, diciamo, sul posto e più fisici di quanto non lo fossero prima. Questi sono i tre interventi fondamentali. Ora, qual è la ricaduta di questi interventi sempre che vengano approvati, ma pare che sia così, dalla Commissione Finanze della Camera e poi convertiti in legge, appunto, come dicevamo entro il 28 maggio? Avranno tre diciamo, ricadute. In primis faranno diventare un po' meno appetibile il super bonus per chi non ha ancora deciso di azionarlo, perché il fatto di allungare il tempo di ammortamento del credito da 5 a 10 anni rende finanziariamente meno appetibile la questione. Due, un'ulteriore stretta in quello che sarà l'intervento del sistema finanziario, perché il sistema finanziario nel momento in cui avrà delle limitazioni nell'utilizzo improprio di quei crediti acquisiti, probabilmente sarà meno interessato ad acquistare questi crediti. Tre, l'intervento diretto degli enti locali nell'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Altre due considerazioni che sono una ricaduta della conversione o che sarà una ricaduta della conversione di questo decreto legge riguarda il futuro. Una tra le voci, tra le modifiche, gli interventi fatti dalla Commissione Finanze, vi è anche il fatto che dal 2028 non ci saranno più bonus così come li conosciamo oggi, ma i bonus saranno quelli ordinari ma ridotti nella misura del 30%, quindi del 30%. E quindi questo è un altro aspetto sicuramente importante per tutti coloro che in questi anni vogliono affrontare dei lavori di ristrutturazione della che dopo casa. Ormai sono già parecchi anni che c'era il 50%. Se non altro, no? C'era sostanzialmente il 50%, adesso ritorneremo invece a un 30%, quindi ricordiamo che originariamente la detrazione era del 36%, poi era stata alzata, è diventata, diciamo, stabile al 50%, dal 2028 è già stato stabilito che si tornerà al 30%, quindi una riduzione notevole, e quindi tutto ciò dovrà ragionevolmente invitare chi vuole fare degli interventi a farli velocemente, che dal 2028 avrà sicuramente un vantaggio inferiore. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, non dimentichiamoci della direttiva Casa Green, che è una direttiva a livello comunitario che impone a tutti i membri della comunità dal 2030 di ridurre del 16% le emissioni e il consumo energetico. È evidente che il consumo energetico come si riduce? Si riduce con gli interventi sulle caldaie, sugli impianti, sulle coibentazioni, sui cappotti. Quindi è evidente che se l'Italia ha assunto all'interno di Comunità Europea un impegno a rispettare questi paletti, dovrà a sua volta stimolare i cittadini a fare questi interventi. Quindi se da un lato stiamo assistendo a un ridimensionamento importante dello strumento super bonus, così come era stato previsto, a un'indicazione che dal 2028 le detrazioni fiscali saranno inferiori a quelle, sensibilmente inferiori anche a quelle ordinarie, non a quelle da super bonus, ci sarà un altro tema però. Dal 2030, se
il legislatore, se lo Stato vorrà che il cittadino intervenga rispettando le direttive della Casa Green, dovrà comunque in qualche modo stimolare, aiutare e supportare il cittadino per fare questo tipo di interventi. Quindi ragionevolmente assisteremo in futuro a degli interventi in materia, probabilmente strutturati, anzi sicuramente strutturati in modo diverso da come non è stato per il Superbonus, ma sicuramente interventi di questo tipo ci saranno, perché dovremo necessariamente rispettare quelli che sono le indicazioni provenienti dalla comunità. Ultima cosa, e qui mi fermo, dato al 31 marzo 2024 il costo complessivo dei bonus edilizi, Superbonus, bonus facciate, ecobonus, eccetera, ha superato i 122 miliardi. Questo è il costo per la collettività. Non faccio commenti, è sicuramente un numero estremamente importante. E quanti ne hanno beneficiato? Perché poi c'è anche questo da dire. Il tema è che ragionevolmente l'incidenza di questi 122 miliardi in realtà, lasciando perdere le patologie e le truffe che ci sono e che quotidianamente vengono scoperte, in realtà hanno avuto un impatto sul numero limitato di immobili. Si parla di 500.000 immobili circa come valori. E quindi col senno di poi presumibilmente questo Superbonus e questi bonus edilizi, per come sono stati tratteggiati, hanno sì comportato un efficientamento, un miglioramento, perché poi nascevano come sisma bonus, cioè migliorare la situazione sismica degli immobili. Sappiamo purtroppo che l'Italia è una nazione sismicamente molto sottoposta spesso e frequentemente a delle situazioni importanti da gestire, e poi da un punto di vista energetico. Però purtroppo la ricaduta è stata a livello diffuso, come numero di soggetti coinvolti, è stato meno diffusa, meno importante di quanto invece non si pensasse. E quindi insomma vedremo che cosa succederà prossimamente. Sicuramente, se la linea è questa dei tagli fino al 2028, cioè dal 2028 in poi, chiaramente le cose cambieranno radicalmente. Cambieranno già prima, perché in realtà il Superbonus nella forma attuale già nel 2024 è al 70%, 2025 al 65%, già dal 2026 si perderà gran parte del proprio abbrivio. Il governo e il Parlamento hanno già previsto per il 2028 una riduzione delle aliquote, quindi delle detrazioni. C'è il tema della Casa Green, direttiva 2030, quindi o verrà slittato e traslato questo tema del 2030 più avanti, come spesso accade anche a livello comunitario, ovvero dovremo fare i conti, perché se dobbiamo mantenere l'indicazione proveniente dalla comunità di ridurre del 16% le emissioni e quindi i consumi, dobbiamo necessariamente intervenire a livello del patrimonio immobiliare nazionale. Certo. Bene, io la ringrazio allora, Avvocato, per essere stato con noi ed averci chiarito insomma un po' ancora una volta quelle che sono le prospettive di queste misure, che sicuramente hanno avuto un impatto molto importante sulla cittadinanza. Grazie ancora. Noi ora torniamo a parlare della visita, della storica visita del Santo Padre nella nostra regione. Sabato Papa Francesco è tornato in Veneto, è tornato andando a Verona, e noi abbiamo seguito l'intera giornata con una lunga diretta di 11 ore a partire dalle 7 del mattino, e sono stati ben 427.000 i telespettatori che hanno assistito all'evento sulla nostra emittente. Vediamo. Benvenuto e bentornati in Veneto. Vai Fabrizio. Grazie. L'abbraccio di Verona a Papa Francesco, che è tornato in Veneto dopo 20 giorni. Un'altra giornata storica fatta di emozioni e storie, di immagini, parole e musica, che anche stavolta Antenna 3 ha raccontato in 11 intense ore di diretta, seguendo passo dopo passo le tappe ufficiali della visita del Santo Padre, assieme alle voci dei fedeli, alle emozioni delle persone giunti da ogni parte del Veneto e non solo. Un grande impegno che ha coinvolto giornalisti e tecnici, e che ancora una volta è stato apprezzato dai tantissimi telespettatori che assieme a noi si sono emozionati in questa giornata. Lo vedete nel grafico degli ascolti, con la linea rossa che rappresenta Antenna 3, 427.000 gli spettatori che ci hanno seguito nella giornata della visita del Papa a Verona, ed il messaggio di pace lanciato dall'Arena con l'immagine simbolo di questo giorno ha toccato i cuori. Un'esperienza straordinaria che ha coinvolto con un sorriso anche i bambini incontrati dal pontefice a San Zeno.
ragazzi di terza media che stiamo facendo la festa del passaggio, come possiamo mantenere la fede nei momenti di difficoltà e non avere paura di fare scelte controcorrente? Bravo, sentite una cosa, non avere paura di andare controcorrente se voi volete fare una cosa buona. Avete capito? Sì. E dobbiamo avere paura di andare controcorrente? Torniamo ora a Treviso per un bilancio della giornata di ieri che tra eventi sportivi e non solo ha visto arrivare in città circa 200.000 persone. Ci siamo divertiti un sacco, bellissimo evento, una città gremita di gente, fantastico. È bello, c'è stata tanta gente, tanto emozionante, bellissima. Oltre 12.000 persone solo per la DJ 10, la corsa organizzata da Radio DJ che ha trasformato per una mattina l'intera città di Treviso in una grande pista per chi voleva correre o semplicemente camminare con gli amici tra gli scorci più belli della città. Punto chiuso fino alle 11 e centro completamente pedonalizzato. Qualche disagio per i residenti, ma tutto è filato liscio e la giornata di sole ha agevolato le cose. Bar e ristoranti pieni, molti negozi aperti, hotel e bed and breakfast sold out, anche perché alla Ghirada e al Monigo c'era l'ultima giornata del torneo di mini rugby che ha portato in città altre circa 13.000 persone, e poi ci sono tutti i pendolari che hanno approfittato delle varie manifestazioni per venire in città. Circa 200.000 persone nella sola giornata di ieri, altrettante verosimilmente oggi, anche se proprio per la chiusura del PUT è più difficile per la polizia locale fare un calcolo degli accessi. Grande successo sabato sera per la Notte dei Musei e la Notte Bianca organizzata da Veneto Imprese Unite. Io ho già sentito molti associati molto soddisfatti di quello che è stata la serata, non tanto per gli incassi, ma non è quello che al momento si vuole, sarebbe troppo facile e troppo semplice, ma per i contatti, per quello che abbiamo reso attrattiva Treviso e per quello che riusciamo a far vedere a quanto ci teniamo al nostro lavoro e vogliamo appunto continuare su questo passo per dare un po' di lustro a quello che è il commercio di Treviso. Insomma, un weekend di festa che in molti sperano venga replicato. Piacevole, devo dire, fattibile, tutto sommato siamo riusciti ad arrivare in un ottimo tempo, siamo soddisfatte, la rifaremo sicuramente. Molto bello, molto entusiasmante, è bello vedere la città così viva, sì, è stata una bella esperienza. Feltre. Com'è Treviso oggi così piena di gente? Bellissima. Bellissima, stupendo, bella manifestazione, divertito e complimenti a tutti. Tanta gente, bella. Bella veramente, ci siamo divertiti tantissimo, sono stati tutti bravi nell'organizzarla, bravi. Ed ora andiamo a Torreglia per conoscere la squadra di 7 alunni della scuola media Facciolati che hanno partecipato alle Olimpiadi nazionali di matematica. Ottimo risultato quello raggiunto dalle piccole menti brillanti della scuola media Facciolati di Torreglia, che nella finale nazionale a squadre delle Olimpiadi di matematica Kangaroo svoltesi a Cervia il 3 e 4 maggio si sono aggiudicati il 6° posto italiano su 80 squadre partecipanti e il primo in Veneto. Sono stati proprio bravi perché non ci aspettavamo, sono una squadra che è cresciuta nel tempo, sono diventati affiatati e efficaci. Una squadra composta da 7 alunni e alunne che nel tempo si sono affiatati sempre di più, arrivando a ottenere questo risultato per nulla semplice né scontato, ma frutto di un grande lavoro. È molto bello lavorare insieme alla squadra che ha dato il meglio e poi il risultato è sicuramente stato uno dei migliori che potevamo ottenere. Quando abbiamo visto il risultato siamo stati molto felici, ma anche un po' abbattuti perché non siamo arrivati quinti, cioè a farci vedere proprio davanti a tutti. Mi aspettavo un buon risultato perché abbiamo siamo degli ottimi studenti. Se ci si impegna tanto comunque ci si riesce. Io non ero così tanto bravo alle elementari in matematica, lo sono diventato col tempo.
due le ragazze del gruppo. Mi sono molto divertita con la Noemi, che adesso è in gita, si chiama Noemi Carraro ed è in seconda B, e diciamo che sarei stata contenta che fosse stata qua. Ma comunque ci siamo divertite insieme alla gara, anche se eravamo in poche. 2 giorni che i campioncini porteranno nel cuore, oltre l'eccellente risultato. Ci siamo divertiti quando eravamo in hotel, abbiamo fatto delle camminate in spiaggia nel mare e dopo, quando toccava le gare, ci siamo molto impegnati. Sono stati in grado di mettersi in gioco e credo che questa sia la loro carta vincente, cioè la capacità, la voglia di provare, di mettersi in discussione, di provare nuove esperienze, e quindi sono molto orgogliosa di loro. Hanno saputo gestire un po' l'ansia che in queste competizioni è normale ci sia e mantenere appunto il sangue freddo per raggiungere un obiettivo comune. Siamo al termine di questa edizione, vi ricordo il nostro appuntamento con Ring, questa sera a partire dalle 21, il sondaggio lo state vedendo per quanto riguarda gli ospiti con Christian Arboit. Questa sera ci saranno Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia e candidato all'Europarlamento, Jonathan Montanariello del Partito Democratico, Gianluca Schiavon, Pace, Terra e Dignità, Alberto Roggin di Più Europa, Stati Uniti d'Europa, e poi naturalmente nel corso della serata tutti gli aggiornamenti sulla nuova allerta meteo che interessa la nostra regione. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, la sigla subito dopo le previsioni del tempo. Arrivederci.